L'effetto del bonus da 80 euro destinato a 11 milioni di italiani e voluto dal governo Renzi non sembra aver prodotto gli effetti sperati nemmeno a nord-est. Secondo la Confcommercio nazionale e quella veneziana, anzi, da questo provvedimento sono arrivati segnali talmente deboli dalle famiglie, che ora hanno i redditi equiparabili a quelli di 30 anni fa, che si possono definire quasi invisibili. Sì, quasi invisibili. Purtroppo è quello che è così, c'era un po' da aspettarselo, perché da un lato l'insicurezza su rimarranno o non rimarranno, poi quanto ci sarà da pagare per le nuove tasse. Altro motivo di critica nei confronti del bonus, poi, è legato all'impiego di questi 80 euro. Per molte famiglie venete, magari alle prese con il momento critico dell'occupazione, i soldi non saranno di certo impiegati per far ripartire i consumi. E poi qualcuno parte degli 80 euro già li aveva destinati prima ancora di riceverli perché, come era prevedibile, c'erano debiti magari urgenti da pagare. Anche in Veneto l'effetto sui consumi è stato quasi nullo, dunque a giugno sono aumentati solo dello 0,4%. Per dare un'idea di ripresa, in Veneto devono ripartire innanzitutto i settori del commercio, con più scontrini battuti dai registratori di cassa dei negozi in tutti i settori, perché anche alimentare ed elettronica sono in calo. Un cittadino su due, secondo uno studio dell'Ascom di Padova, taglia viaggi e vacanze, 2 su 3 l'abbigliamento. A Venezia è chiaro dove la ripartenza darebbe un segnale di ottimismo per il futuro. Che crescano le attività produttive, che crescano soprattutto quei settori che sono in grado di crescere come il turismo, perché allora dalla crescita dell'economia si generano le imposte, si generano le entrate per rimettere più soldi nelle tasche dei cittadini.